your move fancy, make me wanna holla, 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 holla. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop top in pocket, swolla, 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 swolla. Swolla, 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 swolla. Swolla, swolla, swolla. When I see you dancing, I'm like holla, 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 holla. See you move fancy, make me wanna holla, 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 holla. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop top in pocket, swolla, 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 swolla. Mi raccomando perché Michael ha tutte le robe nuove, quindi risponde Sì. di frenata, di gomme, tutte in maniera differente. Mio Dio, a parte che ha la spia del coso che non so perché lampeggia. Minchia, bicilindrica. Allora calma. Bene ragazzi, test ride della Z6,50. Che cazzo guarda, ovvio che è la 6,50. Allora, premessa, è il rodaggio, quindi non si può scannare, non si possono fare robe strane, ecco. Sto portando lungo il Piave, che secondo me è il posto più bello dove poter provare una moto. Allora, l'ho già testato un pochettino qua in zona e mi sono accorto soprattutto di una cosa, che è stra agile. Ovviamente abbiamo le gomme nuove, quindi non possiamo piegare più di tanto per ovviamente non scivolare via. Ringrazio ovviamente Service Power, nonché Stefano, che me l'ha appunto prestata per farci questo video e questa prova, e lo ringrazio tantissimo. Allora, a parte che ho preso la buca in pieno, non me lo sono refatto, e gli ammortizzatori sembra che rispondano veramente molto bene. Ovviamente stiamo parlando di un bicilindrico, non mi ricordo quanti cavalli ha, ma ve li metto sopra in pressione qui. È nuova di pacca, se non sbaglio, me lo faccio dire, non so se è del 2020 sicuramente, no, del 2021. Mi sembra che non abbia mappe perché non vedo pulsanti per cambiarla. Nella dashboard cosa abbiamo? Beh, tip A, tip B e ok. Invece di qua cos'è che abbiamo? Chilometri al litro come media, il range ok, è come total time, batteria. Diciamo un po' più roba rispetto alla mia, la Z900. A sinistra abbiamo appunto le marce, vabbè, i contagiri, chilometri orari. Temperatura dell'acqua è segnata in digitale da questo. L'orario, benzina, che ce n'è un fottio, e queste bellissime tre palline che sono l'eco system, possiamo chiamarlo. Allora, è stra agile, molto agile e molto leggera, mi sembra. Almeno questa è l'impressione che mi dà a me. Ovviamente a scarico originale, frecce originali, no, è proprio stock. Così è uscita e così la sto provando. Allora, la seduta che ha questa moto qua, allora io sono alto 1,80, quindi tenete come punto fisso la mia altezza. Sono molto dritto, mi pare di essere, non so come dirlo, tipo su un motard. È molto soft, non è caricata in avanti, no. Comunque l'impressione che mi ha dato è proprio la sicurezza su strada, cioè dove vuoi andare lei ti porta, non è il contrario, che appunto è la moto che predomina su di me, diciamo. Ovvio non la stiamo usando a cannone, non la stiamo mettendo sotto sforzo, siamo proprio passeggiata, modalità tranquilla. Comunque una cosa che ho notato, a differenza giustamente della mia, che ok, è un 4 cilindri eccetera eccetera, fa una fatica poi a scaldarsi. Il cambio entra che sembra burro, è agilissimo comunque. Parlando di freni, quello davanti è una roba esagerata, cioè se pinzi appena ti inchiodi davanti praticamente, che è una cosa buona perché appunto pinza veramente bene. C'è quello dietro, sembra morto,
fa una fatica boia a frenare, cioè tipo il freno è tipo lunghissimo quello posteriore, la frizione stacca subito, cioè appena tu la lasci da, calcoliamo mezzo centimetro è già che attacca, facciamo un centimetro per farla grande, però cazzo appena la lasci attacca la marcia. Comunque questa moto qui la vedo adatta più a un genere femminile che maschile, perché è tanto leggera, cioè sto facendo di quelle curve che veramente sembra una bicicletta. Calma che per terra è bagnato, cioè ha un'agilità in curva pazzesca. La salita non l'ha manco sentita il gas, sono rimasto praticamente fermo, non ha calato di giri né niente. Bene ragazzi, niente, cosa dire, molto semplicemente è leggera, agile, sicuramente la consiglierei, come ho detto prima, a un pubblico molto più femminile. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale che è molto importante, soprattutto condividetelo con i vostri amici, visto che stiamo crescendo abbastanza bene. Sto guardando lì perché c'è un signore che mi sta guardando malissimo. Figa, che cazzo può essere? Moto nuova. Da 900 a 650. Aspetta, ma di solito non si va dei 1000 di solito. Cavolo! Hai capito? Cosa intendo io? Non la senti neanche, è stra agile in curva, in tutto. È una bicicletta. È veramente straleggera, io non me l'aspettavo. Figata. Perché in 6,50? Perché hai una bara? Dopo la 900 non è che passi al 1000, passi al 650. No, è bella, a me piace. Prendila su. Nera è bella così. No, dai, non è così male. No, ci sta. Però bella. Guarda che leggero.